il 1° gennaio sarà operativo 24 ore su 24, è il nuovo pronto soccorso dell'ULSS 2, sarà ospitato a Monastier presso la casa di cura Giovanni XXIII, obiettivo sgravare il pronto soccorso del Cafoncello. Caso autostrade, oggi a Treviso gli Ociliari edizione, la holding dei Benetton che controlla Atlantia, sul piatto le ripercussioni dell'inchiesta sui viadotti, deciso un consiglio di amministrazione domani a Roma, in ballo il futuro dei vertici. Dopo l'incidente di ieri e il caos sul ponte di Vidor, la rabbia del sindaco, serve una viabilità alternativa, il progetto c'è ma ci hanno dimenticati. Preso servizio il nuovo comandante della compagnia dei Carabinieri di Treviso, il maggiore Magistris, primo obiettivo contrastare i furti, ma per farlo è bene fare meno segnalazioni sui social e più al 112, dice. La guerra del Prosecco continua a imperversare tra le cantine della Marca, il nostro sondaggio, giusto cambiare il nome? L'esito finale stasera a Ring. Sono poco meno di 30.000 le domande per il reddito di cittadinanza accolte in Veneto da quando è stata introdotta la misura fino al 4 settembre scorso, da Treviso poco più di 4.300. La leggenda dello sci femminile lancia la camminata per la vita domenica prossima a Treviso a favore della città della speranza. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, bentrovati, edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la sanità con un'importante novità, quella dell'apertura il 1° gennaio prossimo di un nuovo pronto soccorso dell'ULSS 2 trevigiana che sarà operativo 24 ore su 24. Verrà aperto a Monastier presso la casa di cura Giovanni XXIII e l'obiettivo è quello di sgravare il Cafoncello in una situazione ormai critica per quanto riguarda appunto le presenze. L'ULSS 2 della Marca apre un nuovo pronto soccorso all'ospedale Giovanni XXIII di Monastier. La carenza di medici specialisti in emergenza, il massiccio afflusso di codici bianchi hanno fatto esplodere negli ultimi mesi le criticità del pronto soccorso del Cafoncello, con lunghissime attese e disagi per i pazienti. La soluzione individuata è quella di creare un nuovo pronto soccorso a Monastier. Avremo la fortuna, sempre grazie alla Regione, di attivare dal 1° gennaio 2020 un pronto soccorso H24 Giovanni XXIII per gestire i codici bianchi e verdi dell'area tra Monastier, Roncada eccetera. Questo aiuterà anche il nostro pronto soccorso ad avere meno affluenza e quindi anche i nostri collaboratori potranno respirare un po'. A dirigere il pronto soccorso di Treviso dal 1° ottobre sarà temporaneamente il primario del pronto soccorso di Conegliano e Vittorio Veneto, Enrico Bernardi. La rivoluzione annunciata dal direttore generale nel corso della presentazione del nuovo direttore sanitario dell'azienda, Livio Dalla Barba, già direttore del presidio ospedaliero Dolo Mirano. 2 le priorità assegnateli: pronto soccorso e liste d'attesa. Fondamentale, ha detto il dottor Dalla Barba, l'interazione tra tutti i medici che prescrivono esami e visite. I medici di famiglia, i medici ospedalieri, i medici specialisti ambulatoriali interni. Si deve creare un'alleanza fra tutte queste figure professionali e l'utente, in modo tale che il percorso assistenziale sia gestito fin dal primo momento per poter dare l'obiettivo di salute all'utente, al cittadino. Sempre sul fronte liste d'attesa è prevista, ha sottolineato Benazzi, un'implementazione delle prestazioni potenziando l'attività con gli accreditati e la libera professione ed incrementando le ore aggiuntive degli specialisti interni all'ULSS. Adesso torniamo a parlare invece della guerra del Prosecco, la cosiddetta guerra del Prosecco, perché è una guerra, quella delle cantine, di alcune cantine che sono intenzionate, e lo hanno già fatto in alcuni casi, a togliere il nome Prosecco dalle etichette. È una guerra che continua a imperversare nella Marca e a alimentare il dibattito. Allora noi stiamo continuando da oggi un sondaggio telefonico il cui esito vi sarà svelato alle 22 durante la prima serata di Ring, ed è questo: Prosecco, giusto cambiare il nome? Se per voi è giusto 0422 162 6691, se per voi invece non è giusto lo squillo lo 0422 162 6690, la chiamata come sempre gratuita. Il vostro voto verrà registrato anche nel caso in cui trovate la linea occupata e, come dicevamo appunto, vedremo qual è il risultato della vostra opinione alle 22 circa durante la prima serata di Ring, quindi la guerra del Prosecco che continua.
La guerra del Prosecco continua e continua anche la vicenda, il caso Autostrade. Oggi l'atteso CDA di Edizione, la holding di Benetton che controlla Atlantia. In ballo c'è l'inchiesta bis del Ponte Morandi, l'inchiesta sulle manutenzioni dei viadotti e oggi appunto il CDA di Edizione. Allora ci facciamo raccontare dal nostro Lucio Zanato, che già vedo in collegamento, intanto com'è andata e che atmosfera si respira. Il CDA è finito intorno alle 18 se non sbaglio, vero Lucio? Sì, buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Come vedete calano le luci della sera sull'ex tribunale di Treviso. Perché? Perché la decisione è stata presa, ovvero che il futuro di Atlantia, ma soprattutto dell'amministratore delegato di Atlantia, si giocherà domani a Roma nella sede di Atlantia. Perché la decisione è stata presa qui? Perché Edizione Holding, come hai detto giustamente tu, ovvero la famiglia Benetton, detiene il 30 e qualcosa per cento di Atlantia, e quindi occorreva che il socio di maggioranza, seppur relativa, prendesse questa decisione. Oggi in effetti c'è stato il CDA, dovremo vedere le immagini con Carlo Mion che esce per Gianni Mion, scusate, il presidente appunto della holding, che esce dopo aver tenuto questo consiglio di amministrazione, dove all'interno c'è anche Fabio Cerchiai. Chi è Fabio Cerchiai? È il presidente di Atlantia, che ha portato tra l'altro proprio la richiesta dell'amministratore delegato, che in questo momento è indagato, ovvero Giovanni Castellucci, di un CDA domani in quel di Roma. Che cosa significa politicamente parlando? Allora, amministrativamente parlando significa che molto probabilmente si cambierà il CDA di Atlantia, sicuramente l'amministratore delegato. Politicamente parlando c'è chi dice che questa uscita di scena dell'amministratore delegato sia un po' un segnale alla politica, per dire: guardate, stiamo cambiando tutto quanto, vediamo anche il discorso delle concessioni, magari per la possibilità di cedere la concessione nella zona del Ponte Morandi di Genova, ma non tutte le concessioni di Autostrade per l'Italia. E poi c'è naturalmente l'altra cosa importante, ovvero la presenza della famiglia Benetton all'interno del progetto Alitalia. Quindi qui è stato il primo punto, il primo passaggio, il primo via libera per questo cambiamento, però avete visto che dietro c'è molto e molto di più che parte da Treviso. Nicola, se hai domande? Sì, sei stato chiarissimo, dunque vedremo domani cosa accadrà a Roma e se appunto le indiscrezioni sono giuste. Grazie a Lucio Zanato. Noi continuiamo a parlare di economia, perché è stato approvato da parte dei creditori il concordato preventivo con continuità aziendale di Pasta Zara SPA. Lo hanno reso noto oggi i commissari giudiziali nominati dal Tribunale di Treviso nell'ambito della procedura concordataria. Il concordato doveva ottenere il voto favorevole dei soggetti che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Essendo previste diverse classi di creditori, tale risultato doveva essere raggiunto anche nel maggior numero delle classi. La proposta concordataria, informa la società, è stata approvata a larga maggioranza in tutte le 6 classi previste. E adesso la cronaca, ma anche la viabilità, perché ieri c'è stato caos a Vidor per quell'incidente che ha fatto crollare una spalletta del ponte di Vidor, e dopo il caos di ieri oggi la rabbia del sindaco. Ieri sera difatti il ponte è stato chiuso per più di 5 ore, abbiamo creato un disagio enorme sia sulle Fettine che su tutto il territorio nostro. Difatti abbiamo subito centinaia di telefonate da tantissime persone, e per fortuna che è successo di domenica. Un camper che sbanda e si schianta contro la spalletta, facendo piombare sul greto del Piave 21 metri di balaustra del ponte di Vidor, un danno tale da richiedere la chiusura immediata del ponte, con conseguenze pesantissime sulla viabilità dell'intera area. Traffico in tilt fino a notte, code chilometriche con le auto costrette ad attraversare il fiume o a Fener, 9 km più a nord, o a Ponte della Priula, 20 km a sud. Un incidente che ha riportato in primo piano la questione della necessità di realizzare un nuovo ponte e una nuova viabilità di quest'area strategica per il traffico di tutta la pedemontana trevigiana. Il progetto c'è, ma dal 2015 tutto è bloccato per mancanza di fondi. Il territorio, non Vidor solo, ma tutto il territorio e i comuni limitrofi hanno bisogno di una viabilità nuova. Questo è ormai urgente, non si può più rimandare questo progetto.
progetto è già pronto, basta trovare i soldi per andare avanti con l'esecutivo. Il ponte di Vidor è del 1910, ma anche le strade della zona hanno più di 100 anni. Tutto è stato progettato e costruito per la situazione che c'era allora. Ora Vidor soffoca sotto il peso di un traffico, soprattutto pesante, aumentato enormemente. Per il centro di Vidor passano dai 16 ai 18 mila veicoli, di cui 2.000-2.500 sono mezzi pesanti che transitano nel territorio, non sono mezzi del nostro territorio, quindi hanno solo il passaggio. Dopo il crollo del parapetto il ponte è stato messo provvisoriamente in sicurezza, ma per l'intervento definitivo saranno necessarie nuove interruzioni alla circolazione, probabilmente con il senso unico alternato, e ci saranno quindi nuovi disagi. A proposito di incidenti, stamane a Vedelago un autotreno che stava trasportando un carico di ghiaia ha perso il controllo e si è ribaltato in strada facendo finire buona parte del carico in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco da Castelfranco e Treviso, la polizia locale e il personale del SUEM 118 che ha soccorso l'autista dell'autotreno rimasto incastrato all'interno del mezzo. Dopo essere stato estratto dai pompieri è stato portato all'ospedale, fortunatamente ha riportato solo lievi lesioni. Pesanti invece i disagi al traffico. Per ripulire la strada infatti della ghiaia sono state necessarie diverse ore di lavoro. Queste le immagini impressionanti del camion che si è letteralmente ribaltato. Ancora la cronaca con la farmacia rapinata 2 volte in 5 giorni, la farmacia dei Colli di via Molena a Conegliano, dove un bandito solitario, probabilmente sempre lo stesso, ha fatto irruzione nel negozio armato di pistola. Lunedì scorso se n'era andato con €1.000.000, sabato pomeriggio invece con altri 1.300. In entrambi i casi è scappato facendo perdere le proprie tracce. Indagano gli agenti del commissariato di polizia che stanno raccogliendo testimonianze e filmati delle telecamere di videosorveglianza, ed è proprio il primo obiettivo del nuovo comandante della compagnia dei Carabinieri di Treviso, il maggiore Ermanno Luigi Magistris, quello di contrastare i furti. Oggi ha preso servizio al posto di Stefano Mazzanti, ma dice anche è importante contrastare i furti, fare meno segnalazioni sui social, sul web e di più al 112. Sentiamo allora le sue parole di stamane. Il fronte su cui lavorare è fondamentalmente la prevenzione sui reati predatori. Questa è una terra con bellezze eccellenti, ricca, dinamica, quindi purtroppo dove c'è ricchezza c'è anche delinquenza, quindi reati predatori. Ecco, per cui l'impegno che posso prendermi oggi è quello di intensificare i servizi di prevenzione grazie alla collaborazione di 11 stazioni carabinieri e alle dipendenze della compagnia. E crede molto nel contatto diretto con i cittadini, diceva prima che le pagine Facebook possono essere importanti, ma l'importante è chiamare. Esattamente, l'auspicio è quello di una collaborazione, di un'interazione continua con la comunità, e l'auspicio è quello che ciascuno in qualsiasi circostanza anche dubbia su atti prodromici alla commissione di un reato non indugino nel contattare immediatamente il 112, richiederne l'intervento, e questo ci può dare una grossa mano nel programma di prevenzione. Adesso parliamo del reddito di cittadinanza, poco meno di 30.000, esattamente 29.440 le domande per il reddito di cittadinanza accolte in Veneto da quando è stata introdotta la misura fino al 4 settembre scorso. Lo riferisce oggi, in base ai dati dell'osservatorio INPS, l'onorevole Francesca Businarolo del Movimento 5 Stelle, secondo cui sono cifre di assoluto rispetto per una regione dove, nonostante il benessere diffuso, esistono delle sacche di povertà da combattere. La provincia con maggiori destinatari del sostegno economico è quella di Vicenza con 6.213, seguita da Padova, Venezia, Treviso che si piazza al quarto posto con 4.350 domande, Verona, Rovigo e poi Belluno. Un reddito di cittadinanza pesantemente criticato ieri sul palco di Pontida dai vertici della Lega, Matteo Salvini in primis. Avete visto nei telegiornali del Veneto e di Venezia un po' la Lega che ha mostrato i muscoli ieri a Pontida con numeri davvero da record, ma c'è stato anche un strascico polemico che riguarda proprio la Marca trevigiana, dopo che è salito sul palco anche il sindaco di Treviso, Mario Conte.
Sono bastati 5 anni al Partito Democratico per rovinare l'isola felice di Treviso. In 5 anni l'abbiamo trovata invasa di clandestini, di rom, di rossi e anche di rompicoglioni. Pensate che ci portavano i clandestini con i pullman, aprivano le porte davanti alla stazione e lì li lasciavano. Le parole scandite dal sindaco di Treviso, Mario Conte, dal palco di Pontida fanno insorgere le opposizioni e gli amministratori di allora. L'ex sindaco Giovanni Manildo si limita sui social a postare un ma, che dà il via a commenti fiume di chi difende Manildo, il PD, si indigna per il riferimento discriminatorio ai Rom e il ritratto non veritiero di una città allo sbando. L'attacco del sindaco Conte è stato un attacco vigliacco al sindaco Giovanni Manildo. È chiaro che il sindaco Conte è servo del suo partito, è il servo di Salvini e certe cose le deve dire e non le dice a Treviso perché non ha il coraggio, perché sa che sarebbe smentito dai fatti. Le può dire solo a Pontida. È l'ennesima volta che si dimostra fedele più alla tessera del suo partito che al servizio per tutti i cittadini trevigiani. A Treviso c'erano 1600 richiedenti asilo e ce li ricordiamo tutti nelle piazze, nei parchi e sotto il parcheggio alla Piani. Col ministro Salvini questi 1600 sono diventati 500. All'interno della caserma ce n'erano 850 e sono diventati 270. Abbiamo ripulito le strade, i parchi e la stazione. Se dopo qualcuno si offende perché questi numeri danno fastidio, non se la deve prendere con Conte che li dice, ma probabilmente con il loro governo che li ha costretti a subire delle politiche legate all'immigrazione che hanno creato dei danni enormi, soprattutto da un punto di vista elettorale per loro. Al volante, torniamo alla cronaca, a 16 anni, ovviamente senza patente, l'episodio è avvenuto a Silea. Era andato a prendere in macchina fidanzatina e amici senza curarsi minimamente del fatto di non avere la patente. E questo perché il protagonista dell'episodio è un ragazzo trevigiano di appena 16 anni, sorpreso al volante venerdì sera dagli agenti della Polizia Stradale di Treviso che hanno fermato l'Opel Corsa condotta dal minorenne a Silea, nella zona del cinema multisala, per un banale controllo. Ma alla richiesta del documento di guida il ragazzo ha dovuto ammettere di non avere la patente. Inutile dire che gli agenti sono rimasti a dir poco sorpresi nello scoprire che non era neppure maggiorenne e che a 16 anni appena aveva preso all'insaputa dei genitori la macchina per uscire e farci salire altri coetanei. Sul posto sono stati fatti arrivare mamma e papà, che ora dovranno pagare le pesanti multe comminate dalla polizia per guida senza patente e un'altra serie di infrazioni a carico dei genitori stessi. Pochissimi istanti di pubblicità e poi torniamo con le notizie da Treviso. Rieccoci in studio in diretta. La Treviso sportiva sa anche essere una Treviso solidale e a dirlo è una che se ne intende. Treviso, quarta città più sportiva d'Italia, successi raggiunti dagli atleti, valore delle società sportive, attrattività degli eventi e delle strutture sono i parametri che hanno portato la marca a scalare ben 14 posizioni nella classifica nazionale stilata dal Sole 24 Ore. Un successo che non sorprende Deborah Compagnoni, la sciatrice valtellinese trevigiana d'adozione, prima atleta, salita per 3 volte sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi del 92, 94 e 98. Mi ha stupito tanto perché ho percepito da subito, quando sono venuta qua 20 anni fa, ho capito questo spirito proprio sportivo che anima la gente di Treviso. Questa voglia di praticare lo sport c'è ed è aumentata tanto negli anni. Forse mancano le strutture, ma questo è un problema un po' italiano, di sicuro meno qua a Treviso di altri luoghi. Treviso tra le città più sportive, ma anche tra le città dove più sport e solidarietà vanno a braccetto, con gare e manifestazioni che coinvolgono migliaia di persone, come la camminata per la vita che domenica prossima, 22 settembre, partirà dallo stadio di Monigo, terza edizione che dopo le prime 2 nel centro della città coinvolgerà i quartieri. Una camminata per sostenere la lotta alle leucemie infantili. Alla Città della Speranza per completare un progetto di ricerca che è stato iniziato proprio 2 anni fa con la prima edizione, e il resto andrà comunque ad altri progetti importanti sempre della Città della Speranza. E ancora solidarietà e sport nel prossimo servizio.
E mi guardi con gli occhi dell'amore. Riva del Sile tra Palazzo Rinaldi e le Mura, pescatori e allievi per un giorno alle prese con canne, ami e trote. Si rinnova in pieno centro città l'esperienza offerta a una ventina di persone diversamente abili dall'Associazione Pescatori del Sile, in una location nuova e più comoda offerta dal comune. La pesca è andata anche bene, quindi c'è molta soddisfazione. Abbiamo scelto questo sito perché è il più sicuro e il più rappresentativo della città di Treviso. Abbastanza bene, dai. Siamo soddisfatti. Ne ho presa una, ma perché sono arrivato un po' in ritardo. Diciamo che ho avuto un po' di fortuna all'ultimo. Ma è stato divertente? Sì. È una bella esperienza che rifarebbe? Sì. Ti piace questa attività, la pesca? Sì, tanto. E sei riuscita a pescare qualcosa? 3 pesci. Ti sei divertito? Sì, e poi tanto. E hai anche, vedo, del pesce. Sì, e 3. Però, e qual è il segreto? Star qua ad aspettare? Sì. Avere un po' di pazienza? Sì. È bello pescare qua in città, proprio in centro, no? Sì. È un'attività che le piacerebbe ripetere? Sì. Ottimo. E anche qui? Sì, ho preso già 2 pesci e sono appassionato di pesca, vado sulle reti artificiali. Senta, e qual è il segreto? Muore bene il pesciolino. È una bella attività? Sì, meravigliosa. E col sole ancora meglio. E vedo una bella borsa piena. Sì, Com'è a fare da istruttore? Bene, mi piace, è una cosa che non si può descrivere. Quest'anno abbiamo avuto la disponibilità da parte del Comune di usare questa location, che è sicuramente più idonea perché i ragazzi sono più sicuri, più tranquilli, una soddisfazione incredibile. Bello, vogliamo ripeterlo e speriamo che ci siano sempre più partecipanti. Guardi sulle mani! E adesso con le immagini andiamo a rivivere la 30ª edizione del Palio dei Mezzadri di Ponzano Veneto. Felt so good when I boomed to the sun. Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down off of your feet. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. I love the way you walk, and I love the way you talk. When you walk that walk, and you talk that talk, you knocks me out off of your feet. How, how, how. E allora complimenti all'imbattibile squadra del Borgo Ruga che ha vinto il Palio dei Mezzadri. Adesso le notizie dal Bellunese. E in primo piano la drammatica vicenda dell'Alpina del 7° Reggimento di Stanza Belluno, trovata priva di vita nel suo alloggio di servizio, sgomento e dolore alla caserma Salsa. È stata trovata esanime nel suo alloggio di servizio e nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118 per riportarla in vita. Sgomento e dolore alla caserma Salsa di Belluno per la morte di una giovane alpina. Aveva 32 anni ed era originaria di Bovolone, in provincia di Verona. La donna era impiegata all'ufficio comando del 7° Reggimento Alpini che si occupa della parte infrastrutturale, ma da qualche tempo era in convalescenza. È stata una commilitona a dare l'allarme domenica pomeriggio e a far arrivare in caserma i soccorsi che si sono purtroppo rivelati inutili. Il comando del 7° ha fatto sapere che sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria, al termine dei quali sarà rilasciato il nulla osta per i funerali. Dalla caserma Salsa messaggi di cordoglio e vicinanza sono stati inviati alla famiglia. La donna non era sposata e non aveva figli.
E poi domani in prefettura a Belluno l'atteso incontro istituzionale, il vertice chiesto proprio dal prefetto sulla questione lupi. C'è la delusione degli allevatori che dicono non siamo stati invitati. Si surriscalda il clima alla vigilia della riunione del tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Belluno per fare il punto sul problema dei lupi in provincia. Gli allevatori sono sul piede di guerra, siamo stati esclusi, la nostra voce avrebbe portato all'attenzione le oggettive difficoltà che stanno minando la sicurezza dei nostri animali e quella dei nostri figli, si legge in un comunicato. Mercoledì scorso numerosi sono stati i partecipanti all'incontro organizzato da Belluno Alpina alle Ronce per un confronto con l'amministrazione comunale. È emerso forte il problema che loro vivono con l'arrivo del lupo che dal punto di vista ambientale indica un aumento della biodiversità animale, rischia di provocare un abbandono di queste terre. Serve individuare presto strategie necessarie per consentire alle persone di vivere nelle terre alte del nostro comune tutelando quel bestiame che consente la cura del territorio necessaria per la sicurezza e per l'attrattività turistica. Questo, ha spiegato l'assessore Ganza, non è un problema che tocca solo gli allevatori di professione ma anche di quegli hobbisti che tengono animali come asini o capre per la semplice pulizia dei prati e dei boschi. Sul tema interviene oggi anche l'onorevole Luca De Carlo di Fratelli d'Italia. Life Wolf Alps, dice il parlamentare, è fallito. Oggi siamo in attesa del piano lupi del ministro Costa che giace in conferenza Stato-Regioni e che consta di 22 punti all'interno dei quali non sono previsti gli abbattimenti. Noi crediamo invece che sia doveroso oggi gestire il lupo. Se il lupo predasse non pecore, che magari sono un po' più lontane dal nostro immaginario collettivo, ma predasse gattini, sicuramente ci sarebbe una celebrazione popolare, quella che non accade per le pecore. 20:10 fra pochissimo per parlare di politica. Con Ferdinando Varino ci sono Massimiliano Barison, consigliere regionale di Veneti Uniti, e Nicolò Rocco, consigliere comunale del Partito Democratico a Treviso. E poi alle 21:15 torna Ring, la politica alle corde, una puntata nella quale vedremo anche il risultato finale del sondaggio, l'esito del sondaggio Prosecco, giusto cambiare il nome, sì oppure no, ma era ovviamente una puntata in cui si parlerà moltissimo di politica. Dopo Pontida, tra proclami, nuove battaglie e tensioni anche con i giornalisti, analizziamo cosa succede da oggi, aspettando l'autonomia con l'incontro il lunedì prossimo tra Zaia e Boccia. E poi Renzi lascerà il PD, Calenda parte da Treviso, ma per andare dove? Appunto poi avremo anche l'esito del sondaggio sul Prosecco. In studio con Ferdinando Varino, Nicola Finco, il capogruppo della Lega in Regione Veneto, Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Stefano Fracasso, capogruppo del Partito Democratico sempre in Regione Veneto, e Massimiliano Barison, consigliere regionale di Veneti Uniti. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Bentrovati al meteo. Continua l'estate settembrina, ma una nuova perturbazione è alle porte e porterà temporali e anche un deciso calo termico a partire da metà settimana. Vediamo intanto la situazione di martedì 17 settembre. Sul Veneto il tempo sarà stabile e soleggiato, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato sui rilievi e proprio sulle zone montuose entro la serata arriveranno le prime piogge, preludio di un peggioramento più marcato a partire da mercoledì. Temperature calde ma gradevoli, minime tra 14 e 20 gradi, massime comprese invece tra 26 e 30 gradi circa. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia con ampio soleggiamento, ma anche qui dal pomeriggio sera avremo temporali via via più frequenti. Temperature invariate, minime tra 17 e 20 gradi, massime tra 24 e 28 gradi. Si mantiene buono sul Trentino Alto Adige, sole prevalente, cielo poco nuvoloso, salvo per occasionali piovaschi sui confini alpini. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime oscillanti invece tra i 29 e i 30 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.
Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.